Quarta corsa, premio Città di Forlì. Sono cavalli di 4 anni, non vincitori di 7.500 euro in carriera, ben 13 al via, 1 Coschivé, Marco Stefani, 2 Carmine Leone, Luca Fierro, 3 Canaletto RL, Tommaso Gambino, 4 Cooper GV, Maurizio Visco, 5 Castro Valk, Davide D'Antoni, 6 Colorado Spring, Fabrizio Faedi. In seconda fila 7 Country Matley, Vincenzo Torrente, 8 Carib Risaia TRGF, Nicola Salacone, 9 Cedro Bro, Maurizio Cheli, 10 Clio degli Ulivi, Carmine Piscuoglio, 11 Countach, Antonio Di Nardo, 12 Coldplay Wise L, Gennaro Mitrano, 13 Cefalo Jet, Marco Basile. Problemi per il numero 8 di Carib Risaia. Stacco della macchina, in vantaggio il 2 di Carmine Leone su Canaletto RL. Numero 8 Carib Risaia TRGF, squalificato. Alla fine passa Canaletto dopo 200 metri in 14,8 e quindi è il nuovo battistrada nei confronti di Carmine Leone. Poi vediamo Coschivé e Cedro Bro in quarta posizione. Intanto riduce subito il ritmo Tommaso Gambino in sulchi al figlio di Nesta F. Siamo sulla seconda curva dopo un 33 per i primi 400 metri. In vantaggio Canaletto RL, training Giuseppe Zanca. Arriviamo ai 600 metri in 46,7. Ha rallentato sulla curva, sempre seconda la corda Carmine Leone davanti all'1 di Coschivé. Quarto la corda Clio degli Ulivi, mentre all'esterno avanza Coldplay Wise con in schiena Countach, a sua volta seguito da Cefalo Jet. Il giro in 1,2,6, da 1,17,1 siamo ormai al chilometro. Passato in 1,17 tondo tondo da parte di Canaletto RL, che è sempre in vantaggio, mentre Carmine Leone sta perdendo qualche battuta dalla corda. Sempre all'esterno scoperto è Coldplay Wise L, retta di là passata in 13,9. Ora si fa sul serio, siamo a 300 metri dalla conclusione con Canaletto sempre in vantaggio. C'è lo scatto in terza ruota da parte di Countach con Antonio Di Nardo. Siamo a 200 metri dalla fine, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Canaletto RL, ma Countach arriva con azione veramente efficace e Countach viene a vincere facilmente nei confronti di Canaletto RL, che respinge l'affondo da parte di Clio degli Ulivi. Al quarto posto Coschivé. 1,16,1 la media al chilometro per Countach. Antonio Di Nardo, il training di Francesco Tufano, i colori del signor Andrea Liberto. Bella vittoria dopo percorso di fuori coperto. Il figlio di Julius Del Ronco è venuto a vincere in scioltezza alla quarta di Cesena.